Alla sede della CGIL di Agrigento si è svolta la presentazione del libro In culo alla mafia di Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera, per raccontare la storia del testimone di giustizia Ignazio Cutrò. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questa scelta che ha fatto Ignazio Cutrò, che mi pare il giusto riconoscimento appunto per questo sostegno che noi abbiamo dato, ma in realtà non siamo contenti di essere soli in questo sostegno, anzi noi ci auguriamo che a partire da oggi con questa presentazione e poi con le iniziative che seguiranno si allarghi sempre di più il fronte del sostegno, cioè Ignazio Cutrò non può essere lasciato solo, lo crediamo da anni, diciamo, inascoltati, e soprattutto va assicurata a lui e alla sua famiglia quella protezione che merita, perché questo serve come esempio per tutti gli altri che vogliono liberarsi dal gioco della mafia. I testimoni di giustizia continuano a rimanere ad essere fondamentali e purtroppo sono pochissimi rispetto ai collaboratori di giustizia, sono uno strumento che dovrebbe essere devastante e che purtroppo se sono così pochi, se fossero di più sarebbe sicuramente una cosa auspicabile. Le forme di protezione sono previste per legge e devo dire che l'Associazione Nazionale dei Testimoni di Giustizia, che ha tra i suoi protagonisti proprio Ignazio Cutrò, ha dato un grande contributo anche per la modifica legislativa per una maggiore tutela di questa figura rispetto a quella dei collaboratori di giustizia. Una lotta alla mafia alla quale non si intende porre fine e che cerca sempre più di spronare le vittime di estorsione a denunciare ed incitare lo Stato a essere più presente a sostegno dei testimoni di giustizia. Lo Stato siamo noi cittadini e questo concetto deve essere ben chiaro ai cittadini. Cari imprenditori, commercianti, come io sto guardando fisso questa telecamera, ho guardato fisso i miei figli al momento che ho denunciato, perché non ho nulla da vergognare, quindi denunciate e fatelo per i vostri figli per cambiare questo territorio, perché al momento che io sono entrato nel programma protezione dei testimoni di giustizia mi si era offerto di diventare un'ombra buio come sono stati tutti gli altri testimoni che erano in località protetta. Io invece gli ho fatto accettare quel programma in località d'origine, perché non devo essere io a andarmene via, ma devono essere quei 4 pezzi di merda dei mafiosi a andare via dalle nostre terre, e lo Stato deve essere così forte, così potente e deve far vedere che ha il controllo del territorio al momento che prenderà e lascerà le persone oneste e le farà andare via invece ai mafiosi. Il libro ci abbiamo messo un annetto a scriverlo e devo dire che non si finiva mai, perché purtroppo la sua storia è ricca di tristi colpi di scena, e quindi se da un lato si può trovare la nascita della nuova legge sui testimoni di giustizia, che è sicuramente un passaggio istituzionale importantissimo, voluto fortemente da Ignazio e dai suoi compagni di lotta, dall'altro punto di vista c'è la storia di Ignazio che vede le difficoltà crescere anche in queste ore in modo sempre peggiore. E forse credo che sia importante avere oggi in mano uno strumento in più, prima di tutto per conoscere il tema dei testimoni di giustizia, che alla grande opinione pubblica non è sufficientemente noto, e poi anche per capire che c'è oggettivamente da fare qualcosa perché chi denuncia sia effettivamente tutelato dallo Stato nel modo in cui merita.